Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale, Fermellino ancora cerca di riportarsi in testa come nella prima edizione, in seconda posizione ci va Flamenco Adri come prima, in terza c'è Face to Face SBF e all'esterno a questo punto punta dritto Formane. Ricordo che non si sono ripresentati Falcao Mato perché è squalificato e anche Fabian May. Numero 10 Intanto Fiammingo ha sbagliato Fiammingo squalificato. che questo prende le vie delle scuderie, mentre Formanei insiste e passa a condurre in 400 metri esatti. Terza posizione per Flamenco Adri, in quarta c'è Face to Face, via via gli altri, tutti in fila indiana con il leader che comincia però ad accelerare. 600 iniziali che se ne vanno in 45,4, c'è un 15,1 in curva, ha perso un po' di terreno Fermellino che ora segue a 4 lunghezze, si trascina sempre Flamenco Adri e Face to Face SBF, gli altri più discosti. Intanto gli 800 in 1 minuto e 5 decimi continua a fare corsa per proprio conto, per il momento almeno Formani, che guida dunque al completamento del chilometro, che se ne va nell'ordine dell'1, 16 e 3. Cerca di riavvicinarsi ora Fermellino, seguito da Flamenco Adri, mentre è sempre in quarta posizione Face to Face davanti a Friulano Jet e Fair Play Fox. Dalla terza posizione sposta a questo punto Flamenco Adri, che va su Fermellino, 600 alla conclusione. Flamenco Adri si sbarazza di Fermellino in poche battute, esce all'esterno anche Face to Face, mentre Flamenco Adri va direttamente in caccia di Formanei, che a 400 dalla conclusione spara un parziale in 15,1. Sposta Flamenco Adri, va con decisione su Formanei. Formanei in vantaggio, Flamenco che attacca, Formanei regge l'attacco dell'avversario, i due staccati in lotta, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con il leader che riprende vantaggio e ai 100 finali è in grado di controllare agevolmente la situazione per vincere nettamente, con Luca Schettino in sediolo. Formanei al secondo posto finisce ancora Flamenco Adri davanti a Face to Face SBF, 1.17,4, ragguaglio conclusivo, doppio 30,8 per i due quarti conclusivi. Vittoria netta sul traguardo per Formanei. Luca Schettino in sediolo contro Giuseppe Schettino del signor Roberto Brunella. Rivediamo le immagini del vincitore Formanei.